Villa Fazio apre le porte, ma è partito il progetto? Il progetto è già partito dal mese di giugno, noi abbiamo fatto come solco un'attività di animazione sul territorio, tantissimi eventi, tantissime iniziative, grazie alla collaborazione di tante associazioni del territorio, grazie alla collaborazione con la circoscrizione. Devo dire che tantissimi ragazzi si sono avvicinati a questo progetto. Adesso da venerdì abbiamo anche il luogo fisico Villa Fazio, purtroppo non ancora completo, ma contiamo da qui a breve di avere tutto ciò che ci serve per portare tutto il lavoro che abbiamo fatto sul territorio qui. Tanti ragazzi cominceranno a frequentare già da questi giorni comunque la struttura, ci aiuteranno anche, come dire, a renderla fruibile al massimo, e speriamo a breve di avere anche la disponibilità dei campetti, dello spazio esterno per i tanti progetti che noi abbiamo all'interno di questo. Una data di scadenza? Ma io credo che entro Natale saremo pronti. Se l'amministrazione entro Natale non vi darà risposte, cosa farete? Diciamo che se l'amministrazione già nei prossimi giorni non ci darà risposte, torneremo con le chiavi al comune, ridaremo le chiavi di Villa Fazio e poi vedrà l'amministrazione cosa fare.